Questo tipo di laboratori viene fatto da parecchi anni e soprattutto con i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Si basa più o meno sulle tecniche di recitazione che vengono un po' dal metodo Stanislavski. Semplicemente si chiede a questi ragazzi di provare a percepire un po' meglio le proprie sensazioni, i propri pensieri e a giocare, a imitarsi l'uno con l'altro. Poi in base all'età chiaramente si punta più sul gioco oppure più su una forma esperienziale di recitazione. A me mi è piaciuto perché ho fatto i chuck e abbiamo imparato a scambiarci i ruoli. Ho imparato a scambiare i corpi. Ho imparato che quando litighiamo ci possiamo scambiare i corpi e così diventiamo amici. Quello che vogliamo ottenere attraverso queste tecniche è la possibilità di questi ragazzi di scambiarsi il ruolo continuamente e in maniera completa. E quello che succede, che è straordinario, è che sempre, ogni volta ad ogni lezione, riescono a conoscere qualcosa che non sapevano, un pensiero del compagno che non conoscevano, e questo li porta a incuriosirsi, a capire il punto di vista dell'altro, a sviluppare il pensiero laterale, e ogni volta che ci riusciamo è una soddisfazione enorme. Sono stata contenta perché mi hanno fatto fare tante cose e mi hanno fatto imparare cose nuove. Ho imparato come poter capire un problema di una persona e mi sono divertita molto. Di questo laboratorio di teatro mi resterà sicuramente delle lezioni di vita anche. Allora, quello che mi ha sorpreso di più dell'imitazione di Gaia è stato che riusciva a immaginare più cose di quello che è Matteo in classe. Con questo laboratorio ho capito che è molto utile mettersi nei panni di altre persone per capire le loro reazioni e capire cose in più su quello che fanno vedere. E mi ha sorpreso anche molto che la Gaia sapesse così tante cose di Matteo che neanche io so. Eppure io conosco Matteo da prima che la conoscesse la Gaia. È servito anche a me questo laboratorio per conoscerli meglio, per capire meglio quali sono le loro emozioni, come si relazionano, e spero che, anche se un'ora è pochissimo, sia servito per dare un po' qualche input. In questo laboratorio abbiamo parlato di cose che sono successe a noi, sul fatto che siamo stati esclusi o che abbiamo escluso qualcuno. Mi ha aiutato molto anche perché io parlo un po' da sola e mi ha aiutato un po' a liberarmi delle cose che mi danno fastidio, ecco. Mi è piaciuto perché abbiamo scoperto anche cose nuove nei compagni che sono stati esclusi oppure no. Mi è piaciuto il suo coraggio di raccontare la sua esperienza, perché non è da tutti farlo, per esempio io non avrei avuto tanto coraggio nel farlo. Mi è piaciuta questa esperienza e vorrei rifarla forse in questi anni e la consiglio a tutti. Lo consiglio molto perché è anche molto liberatorio.